Allora, sono arrugghito perché ho mangiato moschino. Allora io direi che è ora che iniziamo la serata. Vi ringrazio per la presenza a nome dell'amministrazione comunale, della Prolocco. Come sapete questa è la seconda edizione della serata per ricordare i nostri tre grandi cantatori, Leonardo Cavizza, Francesco Cubeddu e Giovannino Casu, e speriamo di riuscire a ripeterla finché sarà possibile, almeno una volta all'anno. Non ci aspettavamo la piazza piena perché purtroppo la cultura non riempie le piazze, però io dico sempre ai comitati, i comitati guardano i numeri, no? Dicono spesso ma per 10 persone non lo organizziamo, non spendiamo tutti questi soldi. Per la cultura si fa anche per 5 persone e il torto ce l'ha chi non è presente. Quindi noi ringraziamo il Comune e lo invitiamo ad insistere su questo tipo di cultura che purtroppo a livello tradizionale piano piano si sta trasformando. Quindi noi stasera, io almeno ho cercato di improntare questa serata un po' come si faceva una volta, solo con la chitarra. La gara oggi si fa con la fisarmonica, è più spettacolare la serata fatta con la fisarmonica, eccetera. Però chi vuole sentire veramente il canto a chitarra lo potrà gustare con su canto a voce di chitarra, come si faceva una volta. E io sono sicuro, ho invitato i nostri tre cantatori che adesso vi presento, sono giovani, purtroppo non hanno molto spazio, anche perché le feste che fanno ormai, se state notando, le feste tradizionali le stanno un po' trasformando, ormai si fanno molti balli per attirare la gente, balli sardi, fanno gare intervallate con balli sardi, quindi un po' la tradizione si sta trasformando. Non riusciremo a bloccarla, perché il fattore popolare si trasforma continuamente. Però noi finché possiamo a Bulzi, insieme a Bonnannaro, forse Ozieri, Mores e Borutta, forse sono rimasti gli unici paesi dove ancora si può ascoltare una gara a chitarra sola, altrimenti la gara si fa ormai con la fisarmonica, con la chitarra molto più veloce, un canto più moderno. Per carità, è bene che ci sia anche quello, altrimenti non ci sarebbe neanche quello. Quindi noi facciamo la nostra parte e per questo per oggi abbiamo invitato tre giovani: Gian Daniele Carbini, che è al 50% bulzese, di Perfogas, Massimiliano Murrighili di Olbia e Matteo Dore, giovanissimo, vincitore l'anno scorso del Lusignola Ozieri, sta studiando al conservatorio. Dico due parole su di lui perché è un ragazzo che sta studiando canto, è un tenore. Io gli auguro che diventi come Franceschino, come Franceschino De Muro, che non ha mai dimenticato il canto sardo, però ha aperto un'altra carriera che lo sta facendo conoscere in tutto il mondo. Allora, saranno accompagnati, chiaramente, come dico io, ad arpeggio, da Pietro Nieto, che io considero uno dei migliori arpeggiatori che abbiamo in questo momento. Siamo rimasti in pochi, forse siamo 5 che suoniamo ancora ad arpeggio, però continuiamo lo stesso, Pier, bisogna farlo, altrimenti non è facile suonare ad arpeggio, non è come il plettro. Ad arpeggio bisogna applicarsi, ci vuole più tempo, però l'armonia che si crea come sottofondo per i cantadores è un altro livello, è un altro mondo, dico io, è un altro tappetto sonoro. Cantare ad arpeggio, lo dico ai cantadores, ne parlavamo poco fa, è più difficile, perché a differenza di come si canta oggi, che vanno tutti di pari passo col ritmo, sembra che abbiano un metronomo da tenere, no, una volta si alzava il cantatore, era lui che comandava il ritmo quasi non ce n'era perché cantava come voleva il cantatore, l'abilità del chitarrista stava
nel seguirlo, nel capire dove andava, mica facevano le prove, no? È successo anche a me. Io la prima volta che ho suonato tremavo tutto perché non sapevo solo come cantava zio Francesco perché con lui suonavo, ma con Giovannino per esempio no. E dopo un po' mi sono adattato perché il chitarrista deve avere un orecchio prontissimo e capire dove va a parare il cantatore. Ecco perché zio Francesco mi diceva, in certe serate mi sono nate certe voci così all'improvviso, senza... non le avevo neanche io preparate, dice, mi nascevano sul momento stimolato dagli altri cantadores. Quello era il canto di una volta. Quindi oggi divertitevi, divertitevi, state tranquilli, cantate a Bulzi che è la patria in gran parte dell'esuganta chitarra, e qualcosa poi ve lo dirò in seguito. Inizieremo subito con un canto in re, che era il canto base, il canto più comune che cantavano i contadini, che cantavano tutti, Saoghe a Sarea dicevano, era la voce più comune, ogni paese cantava alla sua maniera, ma più o meno l'andamento melodico, più o meno la base era quella. Poi subito dopo faremo una nuoresa, poi faremo i mutos, insomma, li vedremo piano piano, faremo un po' tutta la gara, quindi buona serata e buon ascolto a tutti. Ecco, la prima voce, Gian Daniele che è di casa. Tranquilli? Ok, buona serata davvero.
Bravissimi. Come diceva zio Francesco, sa prima andaina è fatta. Occhio. Allora, abbiamo sentito il primo canto in re, che è il canto di apertura che serve per scaldare la voce. Infatti, come avete sentito, hanno fatto un canto passato, con calma, lento, come non si sente un po' più ormai nelle gare, però così si cantava una volta. Adesso, appena si riposano un attimino, si rinfrescano un po', andiamo avanti con Salmoresa. Questo tipo di canto dicono che sia nato, l'abbiamo sentito la prima volta a Nuoro in occasione di una fiera di bestiame. Un gruppo di giovani un po' avvinazzati di Cola Sassari hanno iniziato a cantare in questa maniera. È l'unico canto che segue un ritmo di tre quarti come il valzer nella storia della gara. Molto probabilmente erano stati, siccome si parla dell'inizio del 1900, erano stati influenzati dall'arrivo delle prime mazurche, i primi valzer, no, che arrivavano anche da noi in Sardegna, eccetera. L'hanno sentito e dice: ma questo è un canto che si può anche fare nella nostra gara, però chiaramente non lo cantano in nuorese, in barbaricino, ma lo cantano in logudorese, però la melodia è nata a Nuoro. Così mi diceva zio Francesco che a suo tempo gliel'aveva raccontata così i famosi tre: Luigino Cossu, Antonio De Sole e Pedro Bocchetto. Allora, siamo pronti? Iniziamo con Salmoresa.
compagnia in questa notte di Giove
come te pari a ser ma come te pari a ser
e anche se a Nuoresa è andata. E adesso è arrivato il momento per i Mutos che erano il cavallo di battaglia di zio Leonardo Cavizza, e lui si è fatto conoscere proprio con i Mutos. Addio e buonasera è stata la sua prima incisione che l'ha fatto conoscere un po' dappertutto, e sono anche in realtà i canti più allegri, quelli più orecchiabili, quelli che si ricordano facilmente, anche se non è sempre semplice cantarli, però i Mutos sono quelli veramente i canti più allegri. Andiamo avanti quindi con i Mutos o Mutetos, come li chiamano un po' a seconda della zona. I Mutos, un tempo si facevano anche Mutos de disprezzo sino agli anni 70, qualcuno ancora li faceva, che li improvvisavano spesso, si prendevano in giro un cantatore con l'altro. Io ho delle registrazioni dove zio Francesco giocavano un po' sulla sua rotondità, a Porto Torre, sembra un po' da Giave, un po' dappertutto, e improvvisavano. Zio Leonardo sapeva improvvisare bene, zio Francesco lo stesso, ma anche tutti gli altri. Poi è andato fuori moda, e invece erano carini anche perché intrattenevano bene anche la piazza. Benissimo, allora riprendiamo con i Mutos. Prova, sì, sì, prova, sa.
mamma è il tuo redentore e non rischi te pena, chi ne non la prova l'usurista che d'amore, e il sa che la becca l'usurista che d'amore non rischi te pena, chi non la provano. Patrona, l'autorità aiutato, tanto affetto patrona, pensavo a me matrona, mi troppo inquinato, da fatti non contatto, io la rialato, colato, io priori, bandera d'allegria del settore lavori, ma non la critica. Costa Smeralda, mia nana sorrese di ogni nazione, a sta Costa Smeralda, lega in tu bella sese, si mi sa giuro, le bruna sirena salda, via andare a sorrese, una sirena salda, si mi sa giuro, lega in tu bella sese. E di ogni nazione nella tua bella sede bruna sirena salda, si mi sa giuro.
di stare. E roccate vedrai, mattina con sto coro, brittana sa di stare, cara colomba mia. Oh, colomba mia. Quanto è bello sul mare, no tu in colore oro, canto mori sarie. Quanto è bello sul mare, dai per tu su coro, trovi che andare a tie, sì che querere volare. Canto mori sarie, sì che querere volare. Dai per tu su coro, trovi che andare a tie. Però in colore oro, così che andare a tie, sì che querere volare. Dai per tu su coro, così che andare a Dai questa chitarra necessita melodia, battente serenata. Dai questa chitarra prode colomba mia, solamente la tua turbata, tu corona poi in guerra necessita melodia, tu corona poi in guerra solamente la tua turbata, ma dove colomba mia, e battente serenata, prode colomba mia, su coro io sto in guerra solamente la tua E anche i Mutos sono andati molto bene. Adesso la gara continua con l'esecuzione della Sagaduresa e la Filognana. La Galluresa, che era il canto in re, il modo di cantare il re in gallura, la tempiesina eccetera, che entra già dall'inizio a far parte della gara tradizionale, anche perché non si poteva fare come si facevano all'inizio del 1900 una serie di canti in re che non finivano mai, ore e ore di canti in re. Quindi piano piano la gara viene allargata, la scaletta viene allargata, anche i canti galluresi. Infatti nel canto a chitarra i canti galluresi fanno la loro grande parte. Quindi riprendiamo con Sagaduresa e poi la Filognana. Thank you.
pianura, e sì la pianura, di l'onore e allora. Lo chiedo a miradori, posso amare la E non si può resistere, e che stiano gli estremi e non si può resistere, e non si può resistere, che stiano gli estremi Lui la me molti, lui la me molti, l'uno e muri. Lui
in sa campagna vera e intonata armoniosa e saorero amorosa allontana ogni pena. Stamattina rognata e cantista sola pensire e te viene sempre seguire sarà tra Stamattina rognata e cantista sola pensire e te viene sempre seguire sarà tra E ora Sabia Ghezza. Tanto già vini fiore saprava tua
E adesso è il momento del secondo canto in re, dove inizieranno a sparare un po' anche a sozierezza, Chi cosa ne giro me uso in sa campagna Chi cosa ne giro me uso in sa campagna Di
Continua
Benissimo, e anche il canto in re, il secondo è andato. Adesso riprenderemo con la corsicana, intanto si riposano un attimino. La corsicana che è entrata a far parte della gara del canto a chitarra alla fine degli anni 50, inizialmente non c'era, è stata creata, spinta da Cicchedu Mannoni, e anche zio Francesco mi raccontava che l'hanno creata, almeno hanno preso lo spunto, si trovavano alla Maddalena ascoltando un disco di un tenore, Tino Rossi, e ne hanno preso l'idea, dice, alla Vemmo Cicchedu Mannoni, l'hanno inserita piano piano. All'inizio non piaceva a nessuno, zio Francesco mi diceva mamma mia le cose che ci hanno detto quando l'abbiamo inserita, e poi dice l'hanno cantata a tutti, perché piano piano una volta che ci si fa l'orecchio è abbastanza cantabile, è molto melodica e quindi si canta molto facilmente. Ci sono tante varianti e variazioni della corsicana, ogni cantatore è libero di interpretarla liberamente, come vuole. Allora, riprendiamo con la corsicana e poi inizieremo subito il classico. Ve lo dividerete? Vero? Come vedete non stiamo facendo grandi pause perché per non stancarvi un po' troppo, perché non siamo abituati a stare fermi 2 ore, 2 ore e mezza, no? Quindi stiamo lasciando scivolare la gara in maniera diversa. Magari si rinfrescano bevendo qualcosa, nel frattempo riprendiamo. Certo, e poi c'è il rischio che si raffreddi la voce, dice Gian Daniele, non ha tutti i torti. Allora adesso riprendiamo con la corsicana. Basta.
tappa incanto sarai spento, ma dormi, ma dormi. Fai la ninna e fai la nanna, tutto fatto è la campagna. Fai la ninna e fai la nanna, dormi tutto di mamma. Bravissimi, bravissimi. Adesso iniziamo col classico, si divideranno le opere classiche. Un cantautore fa il mi e la, l'altro fa il si bemolle, l'altro ancora il fa diesis e poi concluderemo con la disisperata. Allora iniziamo col mi e la, di origine bosana, dicono fosse il canto dei pescatori bosani. Chiaramente non è come si canta oggi. Io ho la registrazione di alcune esecuzioni bosane che è leggermente diverso, però l'origine è questa. Mi e la.
dorme sola in Fa diesis. allegra chitarra suona, catena mia e steno che catena mia e steno Si bemolle. Hai tanto improvvisare
turno del Desesperada. Canteranno una Desesperada a testa e concluderemo poi con un muto di saluto. Mi prepara, Cristo di miro sorriso in salara, sa lacrima sa con suoi spuntare.
Nel giornale formale possidea e del velo su tratto e biancura nel diana piene servosura cattera cimizzante o angelica bellezza singolare, angelica bellezza singolare. Angelica bellezza con noi sin alegría esperada innamento a te los años que en tu sabes a la festejera nostra dignará manera gracia benedizione augura a estas personas e a estas alteras cosas al bailar a esposa un bello innamorado anziano incoronado che florirá primavera. Esa gara es el mirar a la toda dividir a todo buonasera. Caro tu buonasera.
gusto commentato, so grato e obbligato che sonore m'ha fatto, so obbligato e grato che a noi ha preferito, e se non so è nido mi piacere tutto, mi pare me la giusto che come mi spera, mi pare giusto me la te augurare a ognuno, il nove accanto solo per il jazz e a giochetto, con te sembrare vento non posso dimenticare, con te vento esemplare lo fece mente mia, garanta simpatia e non è mia nato, dentro suo coronato come te uno tesoro, caiuto intro suo coro d'affetto di gusta sente, e al suo presidente sano dell'onga vita, come sola è venita a ripeterci ancora, come è venita sola della re, buonasera, un sabio sincera e senza e la non resta, hai gusto commentato, quanto da complimento necessità e sapetta. E sole sa battenzia c'hanno mille sanno che buona Finita esa serata e quiero saludare a voi gente amada y spero che tornare a voi gente amada vos quiero saludare questa festa cumplida con una festeggera sa che tanto te vida e ogni bella appena anche tanto te vida tutto la festeggera in salita tutta canta come te dici sale regna de Saba che santa buon lavoro che padre regna de Saba che santa come te dici sale ogni vittina onesta la vita cussane tu canno che non razza festa un sume tu spisetto canno che non razza festa la ira cussane tu so chi sono emigrato punto resa ogni festa che sia tornato cae gente onesta e chi sia tornato sculto resa ogni festa e mai in tribunia questa festa fesserà sempre in allegria hai gusto commentato che so ringraziare che m'ha invitato a su santo pregare caro sarà Giovanni che so ringraziare rosa vostra presenza o ringraziamo santo tu e buona permanenza. E di no famoso fatto con sa buona permanenza già può ringraziare
bravissimi, bravissimi, è vero, sta gara è sterminata dopo 2 ore e un quarto, grazie a voi che avete avuto anche la pazienza di resistere sino a quest'ora. Io ringrazio di cuore Gian Daniele Albini, Massimiliano Morrighini, Matteo Dore e Pietro Nietu, che stasera non abbiamo fatto riposare un attimo. Benissimo, come al solito, grazie al Comune che ci ha permesso di onorare i nostri 3 grandi cantadores con 4 esponenti giovani del canto a chitarra, e speriamo di ripeterla a cadenze annuali, perché non dobbiamo dimenticare il nostro valore culturale a Bulzi, e onoriamo sempre i nostri Leonardo Cavizza, Francesco Coveddu e Giovannino Casu. Grazie ancora e buonanotte a tutti, davvero di cuore.